Ben ritrovati cari telespettatori, e quest'oggi parliamo di un argomento molto importante ma estremamente anche delicato per tutti i risvolti che comporta, oltre per l'aspetto in sé per sé che è sconcertante. Parliamo di persone scomparse, numeri veramente impressionanti se parliamo di semplici numeri dietro i quali ci stanno non solo le persone che non ci sono più ma anche le loro famiglie e tutto quello che ne consegue. 24.369 sono state le denunce di scomparse di persone in Italia. 67 al giorno, ritrovamenti 12.170, 75% degli scomparsi per fortuna vengono ritrovati nella prima settimana. Per parlare di questo in modo particolare abbiamo il piacere di avere qui un'associazione che da poco ha compiuto 20 anni, l'associazione Penelope Veneto, nella delegazione Veneto, ma abbiamo anche una referente nazionale, che è un'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse ODV. Quindi abbiamo il piacere di presentarvi Gilda Milani, che è consigliere nazionale dell'associazione Penelope, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. E Emanuele Servidati, vicepresidente Penelope Veneto, grazie anche a lei. Buongiorno, grazie a voi. Allora, prima non diamo nulla per scontato, per cui l'associazione Penelope cos'è, cosa fa, da chi è composta, nata 20 anni fa, perché e dove? Allora, Penelope è nata giustamente 20 anni fa e è nata a Potenza. L'iniziativa è stata di Gildo Claps, il fratello di Elisa, una ragazza che era scomparsa 2 anni prima. E che si è parlato tanto del caso Claps, tra l'altro. l'altro. Sì, è stato molto nominato. Chiedo alla regia se possiamo vedere anche le slide di supporto, tra l'altro. Ok. Io ho avuto modo di conoscere Gildo Claps all'epoca ancora nel lontano 1995, perché purtroppo ho vissuto la scomparsa di mia figlia. Ci siamo conosciuti negli studi televisivi perché all'epoca diciamo che prima delle nostre storie non si parlava di scomparsi, c'era solo così l'articolino che usciva nei giornali e poi rimaneva tutto, cadeva tutto nell'oblio. Anche perché le scomparse erano considerate tutte volontarie, specie in particolare se erano maggiorenni. Il caso non era di Elisa Claps perché aveva 17 anni, mia figlia ne aveva 21, quindi io purtroppo la mia scomparsa l'ho vissuta in un paese straniero. Quindi inizialmente... Cioè, per rifarmi al suo caso, sì. Lei, sua figlia aveva 21 anni ed era all'estero? Era all'estero, sì. Ed è scomparsa? Sì, era andata per una vacanza studio che noi conoscevamo già presso una famiglia di italiani, perché c'era un nostro amico che aveva iniziato un'attività lì in Tunisia, esattamente. E eravamo stati giù anche noi, poi con la figlia di questo nostro amico avevano deciso di fare dei corsi di lingue presso l'ambasciata italiana, cioè francese e inglese. Mia figlia era iscritta all'università, siccome che il periodo era da settembre fino a doveva rientrare alla fine di novembre e aveva deciso di andare giù anche lei. Purtroppo il 23 novembre è scomparsa. Allora io pensavo, ho detto ci siamo trovati in una situazione in un paese straniero, sinceramente prima di allora non avevo mai sentito parlare di scomparsi e credo anche non è che c'era chissà che attenzione presso, come dicevo un attimo fa, per gli scomparsi, c'era solo la trasmissione Chi l'ha visto, che personalmente le dico non l'avevamo mai guardata, anche perché ancora oggi si parla, quando ci si trova con altre famiglie si dice si sente parlare, però pensi sempre che il problema non tocchi a te, invece purtroppo nessuno è immune, dico io. Comunque, per tornando alla mia storia... Che anno era, signora? Era nel 1995, il 23 novembre. Quindi siamo stati giù, poi io sono rientrata in Italia e abbiamo capito che lì non c'era collaborazione e fortunatamente, dico io, con l'aiuto di familiari, gli amici di mia figlia che si sono riuniti, che hanno formato un comitato, abbiamo iniziato a fare delle manifestazioni di protesta per dire che volevamo sapere, perché non solo io ma anche gli amici, conoscendo mia figlia, sapevano che non si sarebbe allontanata e loro subito hanno detto è andata via da sola, è scappata. Cosa è successo? Che nei vari siamo riusciti fortunatamente ad avere sia la stampa e anche la televisione che ci ha supportato. Abbiamo fatto diverse manifestazioni e in questi incontri ho conosciuto Gildo Claps, che anche lui ha detto anche noi siamo qua che lottiamo
per mia sorella insieme con la mamma, e abbiamo iniziato a raccontarci come si fa, no? E lui dopo 1 o 2 volte che ci siamo visti, perché ora anche loro, avendo visto che noi andavamo a 2 o 3 trasmissioni, hanno chiesto di partecipare e sono stati invitati, più di qualche volta ci siamo trovati insieme. Ha detto: guarda, ha detto, io ho capito che ci dobbiamo unire, farci forza, perché altrimenti non siamo ascoltati dalle istituzioni, perché, ripeto, non c'era nessuna normativa. Non c'era nessuno, non esisteva nulla. Così ci siamo sempre mantenuti in contatto. Poi io purtroppo 2 anni dopo ho ritrovato i resti di mia figlia, mentre loro erano ancora alla ricerca della verità di quello che poteva essere successo. Quindi è stato un assassinio, un omicidio? Sì, è stato, diciamo che siccome noi abbiamo continuato per 16 mesi, non ci siamo mai fermati, le dico, manifestazioni, abbiamo fatto viaggi in Tunisia, abbiamo avuto persone che sono andate giù, abbiamo fatto persino la maglietta con il volto di mia figlia scrivendo: Milena, ti aspettiamo. Siamo stati sequestrati in Tunisia, ne abbiamo passato un po' di tutti i colori, le dico, guardi. Comunque alla fine ci hanno restituito i resti, perché io a volte, diciamo, ho anche un po' di remore, no? Dico, magari abbiamo sbagliato a fare tutto quello che abbiamo fatto, però dall'altra parte mi dico, forse sarei ancora qui ad aspettare. Se non avessimo fatto quello che abbiamo fatto non avrei mai saputo nulla, perché purtroppo la realtà è questa. Hanno accusato un ragazzo che era 2 anni più giovane che mia figlia, perché noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo a disposizione tutte le informazioni che avevamo dagli amici, perché c'è stata giù un'altra amica di mia figlia, la figlia del nostro amico. Quindi hanno fatto delle indagini? Hanno fatto quello che hanno voluto, le dico, perché io ho assistito anche al processo che hanno fatto, non hanno chiamato nessun testimone, abbiamo cercato di fare ricorso. L'ambasciata italiana ci ha messo a disposizione nessun traduttore, i processi erano in arabo e ci davano solo il sunto di quello che dicevano, sicché alla fine ci hanno detto: questo è il ragazzo che ha ucciso tua figlia in situazioni che è meglio che non dica, perché guardi, è stata una cosa spaventosa, dicendo appunto che l'ha caricata in un motorino e l'ha portata presso un fiume, un torrentino, insomma, eccoli. Comunque, tornando al discorso di Penelope, ecco, con Gildo, ripeto, e la mamma ci siamo sentiti anche nel corso degli anni. Poi nel 2002 mi ha chiamato, loro non sapevano ancora nulla. Nel frattempo, diciamo che anche altre scomparse che sono venute successivamente, c'è stata un po' più di attenzione anche presso i media. Solo Chi l'ha visto c'era quello che dava spazio, però se c'erano novità, ma essendo l'unica trasmissione che seguiva queste scomparse, tutti diciamo, facevano appello a questa fonte. Non avevano neanche la possibilità di seguire tutto, anche se le dico che nel mio caso ci hanno seguito tantissimo, perché sono venuti giù in Tunisia, quindi hanno lavorato, e io lo dico sempre, Chi l'ha visto è una trasmissione che fa un lavoro egregio, veramente. So che anche tante volte le forze dell'ordine ancora oggi, se non si è alla ricerca di qualcosa, chiedono aiuto a Chi l'ha visto. Funziona anche come banca dati? Sì, è stata la prima trasmissione che ha messo in funzione una banca dati, perché quando è stata costituita Penelope nel 2002, allora Gildo Claps, le dicevo, ha detto, mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che abbiamo deciso, abbiamo trovato già anche il nome e fondiamo l'associazione. Mi fa: devi venire giù anche tu a Potenza. Ho detto: ma guarda che io ho una ventina di famiglie italiane che non hanno notizie di loro, chi il figlio, chi il papà, chi la sorella. Siamo tutti d'accordo di fondare questa cosa, perché abbiamo capito che dobbiamo rivolgerci alle istituzioni per fare pressione, perché certo, le cose cambino, insomma, perché, ripeto, c'era solo la denuncia. Se non succedeva che emergeva qualcosa, andava tutto a morire, più nessuno ne parlava, non si sapeva più nulla. Io appunto ho detto: vabbè, vengo giù. Lui ha detto: no, tu devi esserci, perché può essere un esempio che far capire che non bisogna stare fermi se si vuole ottenere anche la delle partecipazione c'è sempre. Esatto, quindi siamo scesi, c'è stata anche Chi l'ha visto, che ha partecipato alla nascita di Penelope, e abbiamo firmato tutti il protocollo, cioè lo statuto, e da lì siamo partiti con la lotta verso le istituzioni, a presentare le nostre istanze, per cercare di far capire
cosa che secondo noi non veniva fatto, che c'era bisogno di tante cose, e nel corso degli anni siamo riusciti a ottenere, credo, parecchi risultati. Sì. Questo è molto importante. Vicepresidente, chiedo anche a lei, noi adesso stavamo vedendo tra l'altro anche delle immagini che semplificano al massimo quello che anche è il ruolo dell'associazione. Chi è che fa parte di questa associazione, anche a livello veneto per esempio? Beh, siamo praticamente l'85-90% di persone che hanno avuto uno scomparso in famiglia. Praticamente la Daniela Ferrari, che è la presidente, anche lei ha avuto un nipote. La Gilda è l'esempio più eclatante, più pesante, diciamo che è un esempio enorme. Tutti noi, io ho avuto lo zio, poi c'è, non so, per esempio la famiglia Cendron ha la figlia. Mio zio è scomparso 5 anni fa, 6 anni fa, a giugno, e io è da poco appunto che sono entrato in associazione. Quanti anni ha suo zio? Beh, nel momento della scomparsa aveva 85 anni. Ma era non si è più avuto notizie? Sì? No, era molto in gamba, e era una persona che, per festeggiare il compleanno l'anno prima siamo andati insieme a sciare sul ghiacciaio, ed aveva un fisico. Il suo medico durante i giorni delle ricerche mi ha proprio telefonato dicendomi: guarda, di a quelli che si stanno attivando per ricercare tuo zio di dire che cerchino una persona di 60 anni, no di 85. Che zona era? In che area era? In Veneto? Sì, nelle nostre montagne, su Requaro 1000. Lui, alla sera noi avevamo intenzione di trovarci, io per motivi di lavoro non ho potuto, sono andato su il giorno dopo. Il giorno dopo abbiamo capito che era il giorno dopo, perché l'ultima persona che l'ha visto era un magaro della zona, a cui lui chiedeva dove andare a buttare l'umido, insomma, perché il giorno dopo sarebbe venuto giù a pranzare o con noi o con suo cognato, di solito faceva così, insomma. E il giorno dopo, che era sabato, noi siamo andati su sperando di trovarlo per mangiare insieme, e da lì, dai segnali che aveva lasciato nell'appartamento, abbiamo capito che non l'avremmo visto, insomma, nel giro di poco, perché aveva lasciato lì tutto. Erano già passate le 7:30 di sera, lui di solito a quell'ora lì, anche se faceva una passeggiata serale, rientrava perché aveva i suoi libri, i suoi studi da fare dopo cena. Era molto attivo anche da quel punto di vista lì, studiava ancora il greco. Ma quando avvengono questi fatti, viene data, dopo 5 anni, che sono comunque, non sono tantissimi ma non sono neanche pochi, cioè sono anche pochi tutto sommato, viene data una spiegazione da parte degli investigatori di quali dinamiche si possono essere manifestate? Questo anche per aiutare. La ringrazio della domanda, perché questa cosa, allora, tornando un attimo al discorso della fondazione di Penelope, se si potesse vedere, c'è un filmato che... chiedo della regia che magari intanto ce lo mettono in onda di sottofondo. Non so se è possibile, però c'è un filmato in cui Gildo Claps spiega le motivazioni e ricorda praticamente i rapporti che ci sono con le istituzioni, ricorda la necessità di una banca dati. Adesso 20 anni fa, cioè 20 anni dopo, scusi, l'anno scorso abbiamo fatto la riunione del ventennale, e Gildo è stato chiamato a parlare e ha praticamente ripetuto le stesse cose. Naturalmente sì, c'è tutto un lavoro che è stato fatto, per cui i rapporti sono migliorati, ci sono dei piani provinciali che sono veramente fatti bene. Io ho qua una parte di quello che abbiamo visto insieme con la prefettura di Padova, che è fatto bene. È fatto veramente bene. Ci sono delle cose che, se vengono seguite dalle persone con sensibilità, portano probabilmente a dei risultati.
Allora io lo interrompo un attimo. Nel mio caso, nel suo caso, esatto. Nel mio caso i risultati dopo i primi 3-4 giorni, che sono fondamentali per la ricerca, non ci sono stati perché non c'è nessuna traccia. Nessuno ha visto niente. Cioè, non c'è l'occhiale da sole che usava mio zio, non ci sono le racchette che usava di solito da nessuna parte, cioè è sparito, sembra che sia sparito di colpo. E quindi lì ci potrebbe anche essere, siccome io ho portato anche delle mie osservazioni ai carabinieri in quei giorni là, ci potrebbe anche essere il caso che magari partendo da un incidente che sia successo, perché magari mio zio era un po' sordo, che sia stato preso sotto accidentalmente e dopo si sia trasformato in un reato, nel senso che l'abbiano nascosto. Questa è una delle cose che ho detto fin dall'inizio. Però di default rimane sempre la cosa principale, che la persona, se è una persona che ha la piena facoltà di intendere e di volere, si ritiene che possa essersi allontanato volontariamente. Cioè, prima di tutto l'allontanamento volontario, partiamo proprio da questo. Devo interrompere perché abbiamo una pubblicità che incombe. Quindi quando vengono questi casi, infatti la maggior parte in genere si dice si è allontanato volontariamente, c'è una deliberata intenzione nei casi dei coniugi, vengono messi in dubbio appunto determinati. È anche giusto cercare le cause, per carità. Esatto, però... ma infatti però bisogna andare un po' più a fondo, e soprattutto chi sta attorno a questa persona può conoscere dei risvolti molto delicati. Andiamo in pubblicità pochi secondi, poi ritorniamo insieme.